Ecco qui tre atleti, 3 dei 4 atleti della Blue Keep di Padova. Come li chiamate? Stefano. Giacomo. Matteo. Bene. Come vanno le gare, ragazzi? Bene. Bene? Bene. Matteo, siete contenti di essere qui oggi? Sì. Qual è l'attrezzo tuo preferito? Parallele. Le parallele? Le parallele? Bene. E di Stefano? Anche parallele. Parallele anche tu, Stefano e Matteo? Corpo libero. Corpo libero. Mettetevi tutti vicini. Come si chiamano? Parallele Games. Allora me lo dite il giuramento dell'atleta Special Olympics? Siete pronti? Lo sapete? Sì. 1, 2, 3. Io posso vincere, ma se non sì, io posso che tale con le mie forze. Ok, grazie ragazzi. Manca la sbarra, allora dobbiamo vedervi. È il momento di Leonardo. Leonardo secondo, 3, 2, 1, allora adesso ci sono stato uno dei pochi a andare sul podio in 4 edizioni dei Giochi Olimpici. Nessuno passa avanti sulla pizza. E poi chiamiamo a Bergamasco. Anche noi super campioni di rugby e ci siamo andati insieme, vero? Io faccio la figura però vabbè. Andiamo invece con il terzo campionissimo, che lui ha a che fare con la ginnastica come i nostri mini campioni, e è Mattia D'Agnazzo. Eccolo. Allora ragazzi, andate e prendete il vostro premio, tutti quanti. Un applauso, un applauso. Con Rossano Galtarossa e la sua principessa. Però Rossano, siamo sempre così testimoni e protagonisti di queste fantastiche manifestazioni. Ci prepariamo agli Special Olympics. Beh, io credo che sia per noi atleti, insomma, che sia doveroso cercare di rendersi disponibili compatibilmente con tutti i nostri impegni per quello che sono tutte le iniziative legate alla promozione dello sport a 360 gradi, soprattutto per i più giovani. Oggi è un'iniziativa direi lodevole, e quindi adesso facciamo questa inaugurazione, questa apertura con l'accensione del tripode, quindi anche un momento molto, molto particolare, molto caratteristico legato appunto alle grandi manifestazioni. Quindi Mauro, Rossano
Rossano, Mattia e Special Olympics. Siamo invece con Mattia, abbiamo assistito a un sacco di esibizioni di ginnastica artistica. Allora, così, da uno specialista, qualche commento? Sì, ho visto i ragazzi oggi impegnati nelle pedane e sono veramente contento che c'è della gente che collabora con questi ragazzini al 100% per farli muovere tutti i giorni, per fargli capire cos'è il sacrificio, cos'è l'impegno, e siamo onorati tutti e tre di essere qui a supportare questo movimento qua. Dal palazzetto di Salboro, Special Olympics, grazie. La mia? A rugby non ci ha mica giocato oggi, Dio buono. Vabbè, come dicevamo prima con Rossano e con Mattia, sono delle manifestazioni, delle giornate particolari che dimostrano quanto lo sport possa crescere e possa anche in qualche maniera rinforzare una coesione importante, soprattutto per i giovani. Allora è un piacere per noi ovviamente ed un onore poter essere riconosciuti come testimonial e portavoci di queste iniziative. Quindi adesso porteremo la fiaccola che Mattia ha già in mano, si sta un po' intossicando, sembra di essere a Tessera, però grazie. Stiamo vicino a Pensi quante volte guardando questo mondo vorrei che tu tornassi a ritoccarne il cuore. Il momento è veramente ufficiale e solenne, quindi entrino le bandiere. Silenzio, il momento è solenne. Io posso vincere? Come vieni? Ricordo, non capisco. Ah sì, signor Giulio, sì. Tutte le mie porte! Un applauso! E ora Taviazzo con i nostri atleti andranno a accendere